Apriamo la seconda convocazione della 55esima seduta del Consiglio Comunale di venerdì 21 ottobre. La seduta è aperta al pubblico e può essere anche vista sulla diretta TV del canale televisivo La Tenda TV su internet. Passo la parola al segretario per l'appello. Balliana Mirella, Casagrande Andrea, D'Area Gian Antonio, De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, De Nardi Barbara, Dus Marco, Miatto Antonio, Fagotto Alberto, Farrella Roberto, Rasera Gianni, Rosset Mario, Salezze Silvia, Sant'Antonio Paolo, Presente. Tonon Roberto e Varaschin Gianni, che è assente. Quindi 4 sono presenti. La seduta è costituita. Vedo che c'è una prenotazione. Consigliere D'Area, prego. Buonasera, grazie Presidente. No, solo per porgere le scuse per non essere presente ieri, in quanto arrivando da Strasburgo, purtroppo all'aeroporto di Basilea, una nave bomba ha cancellato tutti i voli, quindi ho dovuto peripeziare il rientro assieme all'amico Achille Variati con una lunga seduta di treno e quindi purtroppo sono stato assente, non certo per mia volontà, ma perché purtroppo impedito, quindi mi scuso ancora, però non dipende purtroppo da me. Grazie consigliere, corretta precisazione. Vedo una richiesta, prego. Grazie, solo una curiosità, perché ho visto che questa sera c'è la Tenda TV e ieri non c'era. Era solo per capire se era successo qualcosa, perché e comunque sono contento, abbiamo atteso anche che ci fosse lei per il Consiglio. Sapevamo che sapeva che non era. Allora, non lo so, e nomino ora, non so risponderle, nomino ora gli scrutatori. Fagotto, Alberto, va bene. Rossetta, Mario, grazie, e Barbara De Nardi, grazie. Bene. Ci sono comunicazioni, Sindaco, rispetto a ieri sera? Non ci sono comunicazioni? Bene, sì, scusa. Appunto perché la Tenda TV ieri sera non c'era, volevo ripetere l'informazione per le nostre associazioni, per i cittadini tutti, che domani mattina alle ore 11 all'Areocampo ci sarà la presentazione dei 3 migliori progetti che sono stati redatti per la valorizzazione e il recupero del nostro Areocampo. Quindi vi aspettiamo tutti domani mattina alle 11 all'Areocampo. Grazie. Grazie Sindaco. Apriamo i lavori, partiamo subito con una domanda di attualità. Prego chi la illustra, consigliere De Antoni, prego. Chiedo scusa innanzitutto per il ritardo, ma 3 minuti comunque, insomma, ieri si parlava di 15, insomma 3 minuti, però chiedo scusa, non succederà più, va bene? Allora questa domanda di attualità è stata presentata, oltre che da me, anche a nome degli altri 2 capigruppo, De Bastiani e Dus, e si riferisce
a quella ordinanza di demolizione della struttura di copertura dei campi da padel che è stata posta in opera, diciamo, lo scorso anno al Marco Polo. La notizia è arrivata dal giornale dove si riportava appunto che a seguito di questa iniziativa, diciamo, l'ufficio aveva comunque avviato un'attività di verifica di sopralluogo sul luogo di quello che era stato realizzato e in relazione a questo aveva avviato un procedimento per, diciamo, chiedere a chi ha realizzato l'opera come mai questa opera era stata realizzata. Io ricordo che nel dibattito che c'è stato in Consiglio Comunale il 6 settembre, la delibera è stata esaminata in quella seduta, i consiglieri di minoranza, alla luce delle difficoltà interpretative che erano sorte in quella discussione, aveva chiesto di rinviare l'esame della pratica e proprio per poter capire meglio di che cosa si trattava, ma alla fine, diciamo, è stato posto in votazione questa cosa e quindi è stata respinta la nostra richiesta. Dall'articolo che abbiamo letto sul giornale l'altro ieri, l'amministratore delegato dell'impresa ha dichiarato che i colloqui intercorsi con gli amministratori comunali durante l'ultimo anno erano sempre stati rivolti alla stabilizzazione della copertura dei 3 campi realizzati in via provvisoria nel luglio del 2022 per poter partecipare ai campionati provinciali di padel. E dal punto di vista amministrativo, sul presupposto che l'opera venisse riconosciuta di pubblico interesse dal Consiglio Comunale, si era individuato nel permesso a costruire in deroga, previsto dal Codice dell'Edilizia, lo strumento da utilizzare allo scopo. È preso atto che di tali colloqui non c'è stato dato alcun riferimento da parte degli amministratori comunali nella seduta dello scorso settembre e poi visto anche l'ulteriore articolo che è venuto sulla stampa e l'ho scritto qui, è scritto in data odierna perché la domanda era stata fatta ieri, ma comunque siamo qui oggi per parlarne, un amministratore ha dichiarato: noi siamo andati in consiglio per deliberare l'utilità pubblica di quella copertura. Quello era l'oggetto della discussione. Mai saremmo andati in consiglio comunale sapendo che quelle coperture dovevano essere tolte. Tutto ciò premesso, chiediamo se corrispondono al vero le affermazioni sopra riportate in merito ai colloqui intercorsi con gli amministratori comunali e se non si ritenga opportuno che la delibera del Consiglio Comunale numero 47, che è appunto del 6 settembre scorso, venga revocata in via di autotutela, in quanto la stessa definisce di interesse pubblico una costruzione che, sulla base del procedimento avviato, potrebbe essere considerata abusiva. Questa era la domanda. Grazie, prego Sindaco. Allora, circa il punto 1, ovvero se corrispondono al vero le affermazioni sopra riportate in merito ai colloqui intercorsi con gli amministratori comunali, io non ho personale contezza di questi colloqui specifici sull'argomento, però ritengo assolutamente plausibile che ci siano stati. È normale che i nostri cittadini o i vari soggetti che intendono applicarsi, impegnarsi nel fare qualcosa, abbiano dei contatti informali con noi amministratori, senza passare per il protocollo, è un dialogo continuo, quotidiano, diciamo, quindi ritengo assolutamente plausibile che sia vero. Circa il punto 2, se non ritengo opportuno che la delibera del Consiglio Comunale numero 47, di cui le premesse, venga revocata in via di autotutela, in quanto la stessa definisce di interesse pubblico una costruzione che sulla base del procedimento avviato potrebbe essere considerata abusiva, personalmente ritengo che non serva nessun provvedimento in autotutela di revoca, perché secondo me il definire di interesse pubblico un completamento, un miglioramento, un ampliamento di una struttura a servizio dei cittadini sia un arricchimento e come tale l'interesse pubblico possa essere manifestato indipendentemente poi da ulteriori verifiche che possano essere fatte e approfondimenti, e mi pare che a questo punto con ogni probabilità sarà un giudice a dircelo se era regolare o no. Grazie, Sindaco. Bene,
passiamo... Ah. Prego. Diciamo che, signor Sindaco, non mi ritengo soddisfatto della risposta, nel senso che i colloqui che si sono chiaramente svolti, perché come ha detto lei è normale che ciò avvenga, però hanno, a giudizio di quello che è scritto, ripeto quello che è scritto sul giornale, che ha dichiarato un'altra persona terza che non siamo qui, ha dichiarato che diciamo, gli era stato prospettato la possibilità che comunque questo immobile potesse poi essere diciamo, reso regolare sulla base di questo interesse pubblico che doveva essere dichiarato. Quindi questo aspetto chiaramente lei mi dice che non è stato mai affrontato, ma evidentemente chi ha realizzato l'opera pensava che così potesse essere, perché altrimenti la dichiarazione che ha riportato sulla stampa non è veritiera. Ma l'altro aspetto è che a me sembra che si possa dichiarare quell'opera di interesse pubblico, tant'è che anche in altre occasioni simili per impianti sportivi e altre, anche noi, anch'io personalmente, non so gli altri, ma anch'io personalmente ho votato a favore. E ora noi andiamo a votare, o meglio no, l'amministrazione, il Consiglio Comunale ha votato a favore per un interesse pubblico di quell'opera, che però se il procedimento che è stato avviato andasse alla fine concludendosi in una conferma di questo procedimento, il fabbricato dovrebbe essere dichiarato abusivo. Quindi è un aspetto diverso rispetto a quello che era stato presentato qui in Consiglio. Io credo che in quell'occasione in Consiglio anche altri consiglieri, anche di maggioranza, avessero sollevato questo problema e la risposta è stata no, non preoccupatevi perché sembrava che fosse tutto a posto. Nella discussione che c'è stata questo non è emerso, tant'è che poi gli uffici hanno iniziato il procedimento. Non mi sembra neanche che sia un atteggiamento eccessivamente burocratico da parte degli uffici, come è stato dichiarato sempre sui giornali, perché cioè, questa è la norma. La norma dice che se un'opera provvisoria viene realizzata può stare lì 6 mesi e poi deve essere tolta. Tant'è, signor Sindaco, che anche il Comune ha speso circa 5.000 euro per demolire quella tendostruttura che è stata realizzata a Vittoria e poi è stata rimessa. A me sembra che per questo ci siano dei presupposti per fare questa revoca, però chiaramente la maggioranza poi decide. Bene, se vuol dare una battuta proprio veloce, perché non prevederebbe... Diverso nel nostro caso, il Comune Ogni caso è caratterizzato dalle sue peculiarità. Nel caso del nostro capannone, quando lo reggevamo, lo si eseguiva su un'area dove non si sarebbe potuto fare, perché c'erano all'epoca, poi rimediato, poi è cambiato il coso, ma c'erano dei rischi non ben valutati, perché poi sono stati valutati bene, ma lì non si poteva neanche fare, quindi era prudente toglierlo. Invece in questo caso qua la stessa ditta ha le coperture di tiri di partenza del golf, dei tiri lunghi, che hanno le stesse caratteristiche, cioè che sono stati eseguiti in deroga e lì possono rimanere fin tanto che si fa il golf. Bene, ringrazio Sindaco. Passiamo ora all'unico punto all'ordine del giorno, anzi prima di passare alla votazione per la surroga del consigliere dimissionario Maurizio Gomiero, che l'articolo 38 del testo unico degli enti locali e l'articolo 23 dello statuto del nostro comune prescrivono debba avvenire entro 10 giorni dalla data delle dimissioni, in qualità di Presidente del Consiglio, permettetemi di rivolgere un vivissimo e sentito ringraziamento a Maurizio Gomiero. In primo luogo per il lavoro appassionato e partecipe da lui svolto in quest'Aula durante questi 4 anni e mezzo di consigliatura ed in secondo luogo per aver guidato in qualità di Presidente, con pari impegno e determinazione, la seconda commissione consiliare Territorio, Sviluppo Economico, Pulizia Urbana e che ha avuto come risultato più importante
la recente adozione del PAT cittadino, che la città attendeva da anni. Concludo auspicando che l'amico Gomiero continui anche in futuro ad adoperarsi generosamente per la città, come ha fatto in questi anni dai banchi del Consiglio Comunale. Prima di passare alla votazione do lettura completa della delibera di surroga. Surroga del consigliere comunale Maurizio Gomiero. Il Consiglio Comunale, premesso che Maurizio Gomiero, eletto nella lista numero 9 Lega, Liga Veneta Salvini, ha rassegnato le dimissioni alla carica di consigliere comunale con nota sottoscritta il 10 ottobre 2023, acquisita in pari data il protocollo generale numero 37939, dato atto che, a norma dell'articolo 38, comma 8 del decreto di legge 18 agosto 2000, numero 267 del TUEL e articolo 23, commi 2 e 3 dello Statuto Comunale vigente, le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale procede alla surroga entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni, attribuendo la carica di consigliere al candidato che nella lista di appartenenza del dimissionario ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale del 28/5/2019, che ha determinato la graduatoria dei candidati di ogni singola lista alle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, dato atto che l'Ufficio Affari Istituzionali, Segreteria Cerimoniale, ha provveduto a comunicare con nota protocollo 38547 del 13/10/2023 al candidato Giancarlo Scottà, nato eccetera eccetera eccetera, di essere il primo dei non eletti nella lista numero 9 Lega, Liga Veneta Salvini, con la cifra individuale di numero 3.880 voti, che il signor Giancarlo Scottà, con nota del 13/10/2023, protocollo 3868, ha dichiarato di accettare la carica di consigliere comunale, visti il capo 2 del titolo 3 del richiamato decreto legge 267 del 18/8/2000, TU enti locali, che indica le condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, visti il decreto legge 31/12/2012, il numero 235, il decreto legge dell'8/4/2013, numero 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, preso atto dell'insussistenza nei confronti del predetto di cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità con la carica di consigliere comunale, come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata dallo stesso in data 13/10/2023 in atti, atteso che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38, comma 4 del decreto legge 267 del 2000, il consigliere subentrante entra in carica non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione, visto l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del settore interessato, ai sensi dell'articolo 49, decreto legge 267 del 2000, testo unico enti locali, delibera di procedere alla surroga del consigliere dimissionario signor Maurizio Gomiero con il signor Giancarlo Scottà, nato eccetera, a Vittorio Veneto, primo eletto, che nella lista numero 9 Lega, Liga Veneta Salvini è il primo dei non eletti con una cifra individuale di numero 3.880 voti, di dare atto che nei confronti dello stesso non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità, di cui i decreti legislativi 267 del 2000 e 235 del 2012 e 39 del 2013, di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace, ope legis, di aggiornare tempestivamente l'anagrafe degli amministratori presso la banca dati del Ministero dell'Interno e di inviare copia della presente deliberazione agli uffici
comunali per i successivi adempimenti di competenza. Consigliere Rossetta, prego. Grazie Presidente, buonasera. Nel veste di capogruppo e a nome di tutti quanti i rappresentanti del gruppo Liga Veneta, Lega Nord Salvini, vogliamo ringraziare il consigliere Gomiero, che era un rappresentante del nostro gruppo, per l'impegno profuso in questi anni. E nello stesso tempo voglio dare il benvenuto, anzi diciamo il bentornato al consigliere Scottà che parteciperà a questa assise cittadina. Sicuramente non sarà un neofita, in quanto per 10 anni è stato presente in questo Consiglio Comunale nella qualità di sindaco. Grazie. Grazie, consigliere Rossetta. Bene, io direi che... Sindaco, prego. Sì, voglio unirmi anch'io alle parole del nostro Presidente del Consiglio e del consigliere Rossetta, ringraziando l'amico Maurizio per il suo impegno che ha profuso nel periodo che ha rivestito la funzione di consigliere comunale in questa consigliatura. E ribadisco il mio dispiacere per la sua scelta. Avevo sperato fino alla fine che fosse un momento di stanchezza, invece così non è stato. Auguro a Maurizio ogni fortuna, ogni bene, e l'amicizia personale resta impregiudicata. Avremo con l'arrivo del consigliere Scottà la presenza di 4 sindaci in questo Consiglio. Auguro a tutti i sindaci tanta salute, chissà che un giorno non diventiamo maggioranza qua dentro. Grazie. Grazie Sindaco. Consigliere Bagliana. Allora, grazie. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti nei confronti del consigliere Gomiero per quello che ha svolto e per l'apporto che ha dato al Consiglio Comunale nelle varie discussioni delle tematiche. Però vorrei anche evidenziare, e mi sembra sia doveroso farlo in questa sede e non nei giornali, la motivazione che hanno poi portato alla dimissione del consigliere Gomiero, perché qui non si tratta di una dimissione per cause sopraggiunte personali, ma abbiamo visto che, come è scritto più volte riportato negli organi di stampa, il consigliere Gomiero ha rassegnato le dimissioni molto probabilmente perché è stanco, perché più volte ha ribadito di non avere un riscontro rispetto alle sue istanze all'interno della maggioranza, e quindi trovo doveroso che in questa sede, che è il Consiglio Comunale, queste sue dimissioni siano vagliate e siano pesate per il peso che hanno. Non addirittura anche oggi sulla stampa il consigliere Gomiero rilascia una dichiarazione assai importante in cui accusa a questo punto la Giunta e la maggioranza addirittura di non aver, come è vero, minimamente illustrato i progetti del PNRR relativi alla rigenerazione urbanistica dell'ex caserma Gotti e della Valle Pisina. Quindi queste dimissioni pesano da un punto di vista politico all'interno della maggioranza, pesano anche per il futuro della maggioranza stessa e pesano anche, secondo il mio punto di vista, anche per il futuro di quello che sarà il frangente che rimane per operare poi le scelte che riguardano la città. Quindi voglio dire, e vorrei ricordare ai cittadini che queste dimissioni non sono dimissioni così messe lì, una decisione importante e pesante, queste dimissioni. Inoltre vorrei solo segnalare che per ben 2 serate il consigliere Varaschin è assente dal Consiglio Comunale,
e anche questa assenza pesa dal mio punto di vista, in quanto mi sembra che, non so se è stata l'appello, non sappiamo le motivazioni, comunque vorrei ribadire anche questa cosa. Grazie. Grazie. Per dovere di cronaca, il consigliere Varaschin è assente perché non sta bene. È giustificato, Mi non l'ho ha sentito nell'appello. comunicato. Grazie. Sì, non l'ho sentito nell'appello questo. Consigliere De Antonio. Sì, beh, mi unisco anch'io ai ringraziamenti per il consigliere Gomiero, con il quale ho avuto uno scambio comunque di messaggi, perché era anche tra l'altro una persona simpatica che portava avanti con forza diciamo, gli interessi, le richieste di quella che lui chiamava la città di San Giacomo, no? Quindi era anche simpatico nello scambio di battute che avevamo. Io volevo fare, non è presente questa sera il nuovo consigliere comunale, quarto sindaco presente, volevo augurargli buon lavoro e volevo anche riprendere un brevissimo spunto che c'è dalla stampa in cui qualche giorno fa l'ex sindaco Scottà dichiara: ho verificato se c'erano le possibilità di portare avanti in quest'ultimo squarcio di consigliatura alcuni progetti magari da condividere tra maggioranza e opposizione, ribadisco, da condividere tra maggioranza e opposizione. Sono stato rassicurato e quindi ho accettato, dichiara Scottà. Quindi ecco, volevo sottolineare questo aspetto, mi fa molto piacere che un sindaco e un consigliere di esperienza abbia sottolineato questo aspetto, perché purtroppo in tutti questi anni questo coinvolgimento della minoranza sulle grandi decisioni che sono prese sia sui progetti sia sulle iniziative, insomma, più importanti, non c'è mai stato. Quindi apprezzo molto questa sua dichiarazione e mi auguro che effettivamente in questi pochi mesi possa davvero contribuire a aiutarci, insomma, a condividere tra maggioranza e opposizione questi più importanti progetti. Grazie consigliere De Antoni. Consigliere Casagrande, prego. Sì, grazie Presidente, buonasera. Come capogruppo della lista Antonio Sindaco, anche noi ci uniamo ai ringraziamenti al consigliere Gomiero uscente e diamo il benvenuto al nuovo consigliere Scottà, comunque ribadendo senza polemiche la fiducia alla Giunta e l'impegno che da adesso a fine mandato abbiamo tutti sulle spalle e che continueremo a portare avanti nel migliore dei modi. Chiusa una porta si apre un portone e questo può essere anche un'occasione per tutti quanti fare ancora meglio senza alcuna polemica. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Tonon. Grazie Presidente. Quando si apre una nuova amministrazione, di solito si apre sotto i migliori auspici da parte ovviamente di chi si trova a gestire. Poi è capitato in questa, come in quella precedente, come in quella precedente ancora, eccetera, eccetera, che ci sia qualche defezione, qualcuno che ha più o meno mal di pancia, qualche cambio di casacca. Mi faceva notare la collega Denardi che al Parlamento europeo noi italiani siamo i primi in cambi di casacca, surclassiamo tutti gli altri, per cui diciamo ni il novi subsole, non c'è nulla di nuovo, è tutto già accaduto, è tutto già accaduto. Per cui né le dimissioni né i campi di gruppo francamente mi sorprendono, perché è sempre stato così. Penso che anche nella prossima consigliatura accadrà qualcosa del genere. Questo dimostra, a parer mio, da un lato la ricchezza del dibattito delle persone e anche, per certi versi, l'indipendenza, nel senso che, come ha sottolineato anche il nostro sindaco, evidentemente le difficoltà o le incomprensioni con il consigliere Gomiero l'hanno portato a questa sua scelta, legittimissima. Chi entra è una persona sicuramente di esperienza. Dell'articolo del cenno fatto dal collega De Antoni io sottolineerei il rassicurato, siccome evidentemente l'amministrazione ha rassicurato il collega Scottà riguardo alla possibilità almeno di condividere i progetti almeno i più importanti per la città, perché riguardano appunto la città e non una singola amministrazione, anche perché quelli
che cominciano adesso, chissà quando saranno portati a termine, visto che siamo negli ultimi mesi dell'amministrazione. Quindi grazie al collega Maurizio Gomiero, soprattutto direi per la sua determinazione, e un buon lavoro al collega rientrante Giancarlo Scottà. Grazie. Grazie. Bene, direi che il Consiglio Comunale questa sera è concluso. Bisogna votare. Mi dobbiamo votare. Ah, basta. Va. Allora, scusate, mi ero perso un po' nelle... Scusate un attimo. Scusate un attimo che qua qualche... Eccolo qua. Apro votazione. Quindi la delibera è approvata con favorevoli 14, contrari 0, astenuti 0, quindi all'unanimità. Non serve l'immediata eseguibilità perché Opelegge è già Perfetto. insediato. Bene, a questo punto sì, possiamo finire e vi saluto e ci vediamo il prossimo Consiglio Comunale. Buonasera.